a Catanzaro, al Parco delle Biodiversità, una bellissima struttura nel centro storico di Catanzaro che vale e ospita la cerimonia di apertura del 55esimo torneo delle nazioni di calcio giovanile. Stanno passando proprio sotto le nostre telecamere i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, che già da domani mattina con la squadra allievi, la squadra giovanissimi, i primi a partire, poi la squadra allievi, poi la squadra juniores domani nel pomeriggio assieme alla formazione femminile saranno impegnati in questo torneo. Una cerimonia di apertura che vedrà su questo anfiteatro naturale schierarsi tutte le formazioni. Ci sono già le autorità presenti, stanno continuando ad arrivare, ci sono 20 delegazioni, ovviamente ognuna proveniente da una diversa regione italiana. Piemonte e Valle d'Aosta fanno delegazione comune, provincia di Trento fa delegazione comune, provincia di Bolzano fa delegazione comune. Ci sono circa 400 atleti, giovani calciatori, più tutti i tecnici, più tutti i dirigenti. Il Friuli Venezia Giulia è alloggiato al Sun Beach Hotel, una bellissima struttura che magari nei prossimi giorni andremo anche a conoscere, a vivisezionare, un ottimo albergo. La cerimonia di apertura sta per cominciare, vi diamo anche un po' di informazioni per l'uso. Domani mattina, già alle 9:25, lo stand-up di presentazione della partita dei giovanissimi contro l'Emilia Romagna. Subito dopo a seguire, nello stesso campo di Catanzaro Lido, lo stadio di Catanzaro Lido ospiterà anche la squadra degli allievi che affronterà i pari quota dell'Emilia Romagna, e poi nel pomeriggio alle ore 16 fischio d'inizio della gara dedicata agli juniores. Quindi domani sarà sfida Friuli Venezia Giulia contro Emilia Romagna. In tutti e tre i casi, in tutte e tre le categorie, è assolutamente già decisiva, perché l'Emilia Romagna è una delle formazioni più quotate a livello nazionale in tutte le categorie, soprattutto a livello juniores. Ci sarà una grande curiosità di capire cosa potranno fare i ragazzi del mister Pecile, che in questi ultimi giorni e anche qui a Catanzaro non ha lasciato nulla di intentato, nulla al caso, per preparare al meglio l'incontro di domani. Quindi ore 9:25 in diretta Udinese TV, seguiremo con le nostre telecamere live gli incontri degli giovanissimi, degli allievi e degli juniors del pomeriggio, e ovviamente faremo dei servizi anche dedicati alle ragazze del mister Poli che affrontano il Piemonte, una formazione femminile che è arrivata qui soprattutto con l'intento di fare esperienza in vista delle prossime occasioni. Per cui vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina ore 9:25 in diretta su Udinese TV per la partita dei giovanissimi, alle ore 11 la partita degli allievi, alle ore 16 nell'ambito di Sport Life condotto in studio da Francesco Perzella ci collegheremo con Catanzaro Lido, lo stadio Curto, per la partita degli juniores. Avete tutte le informazioni, dovete semplicemente restare sintonizzati su Udinese TV. Ciao a tutti!